L'Arsenale di Venezia è un esempio unico nella storia della manifattura e dell'industria navale, un luogo che ha saputo elaborare conoscenze e pratiche lavorative eccezionali. L'Arsenale non è solo un monumento e un documento di secoli di storia. L'Arsenale ha mantenuto vive le proprie attività cantieristiche fino a tempi recentissimi. Osserviamo la preziosa mappa dell'Arsenale eseguita da Gianmaria Maffioletti. La mappa descrive in maniera dettagliata il luogo così come si presentava alla caduta della Serenissima Repubblica nel 1797. Il disegno è dedicato all'imperatore austriaco Francesco II, che a seguito del Trattato di Campoformio con Napoleone acquisisce il dominio di Venezia e della sua terraferma. All'interno dell'ampia struttura circondata da mura, distinguiamo i depositi dei materiali e dei semi lavorati collocati presso le aree dedicate all'attività cantieristica vera e propria. La costruzione delle navi si svolgeva negli squeri dell'isolotto, nei tesoni della Darsena Novissima e Novissimetta, punto finale di un cantiere razionalmente strutturato in reparti funzionali alla costruzione delle navi. All'interno dell'Arsenale veneziano possiamo individuare tre grandi attività. La costruzione delle navi, la fabbricazione delle funi, la produzione di armi e cannoni. Gli operai che lavoravano all'Arsenale erano chiamati arsenalotti e in quanto operai al servizio dello Stato erano considerati una categoria privilegiata. Per esempio, a loro veniva affidata la funzione di guardia del corpo del doge. Il numero totale degli arsenalotti varia nel tempo, ma raggiunge il livello più alto dopo la metà del Cinquecento, con una presenza di 3.500 addetti. A quell'epoca, infatti, Venezia era impegnata con immenso sforzo bellico nella guerra contro il turco. Nella battaglia navale di Lepanto 1571 giocarono un ruolo decisivo le 6 grandi galee o galeazze, armate di cannoni, costruite per l'occasione. Ad amministrare il grande cantiere venivano eletti dal Senato 3 patrizi, chiamati provveditori all'Arsenal, con l'obbligo di risiedere a turno all'interno delle mura. I provveditori erano affiancati da 3 patroni all'Arsenal, nominati dal Maggior Consiglio. I 3 patroni custodivano le chiavi delle porte dell'Arsenale e sotto la supervisione dei provveditori curavano gli approvvigionamenti, vigilavano l'esecuzione delle opere, disciplinavano gli operai e ne pagavano i salari. Gli arsenalotti erano suddivisi principalmente in 3 categorie: marangoni, falegnami, calafati e remeri. La campana maggiore del campanile di San Marco è detta marangona, con i suoi tocchi potenti. Il mattino chiamava al lavoro i marangoni dell'Arsenale e la sera annunciava la fine di ogni attività. Al vertice della gerarchia dei lavoratori venivano nominati i capi dei diversi mestieri specializzati. Il proto dei marangoni, ovvero il più capace ed esperto costruttore navale del momento. Il proto dei calafati, mansione importantissima
che aveva il compito di rendere stagni gli scafi delle navi. Il proto dei remeri, responsabile della fabbricazione dei remi per tutta la flotta veneziana. I mestieri del legno. Gli squadratori, insieme agli squeraroli, effettuavano la preliminare scortecciatura del tronco e ne eseguivano il taglio in assi. Lo strumento prevalentemente adoperato era la sega a telaio oppure il segaccio. L'edificio degli squadratori è uno dei più imponenti di tutto l'arsenale. I mastri d'ascia. La sagomatura dei tronchi avveniva mediante l'ascia. Il mastro d'ascia aveva il compito di adattare il legname all'interno della struttura della nave e doveva conoscere le caratteristiche meccaniche di ogni specie legnosa. Oggi sono pochi i mastri d'ascia in attività, ma è grazie al loro lavoro negli squeri di Venezia che le tecniche e i saperi della carpenteria lagunare vengono tramandati alle future generazioni. Gli alboranti, operai specializzati nella costruzione e messa in opera degli alberi dei velieri e dei timoni. La costruzione degli alberi comportava una tecnica costruttiva complessa, mano a mano che aumentava la stazza della nave. Per fare un veliero serviva a disboscare 20 ettari di foresta. I remeri. La costruzione del remo si realizzava con il legno di faggio coltivato secondo le antiche modalità nella foresta del Cansiglio. La rifinitura del remo ancora oggi viene fatta a mano, con l'uso di pialle di diverso taglio. Un lavoro indispensabile alla quotidianità di una città sull'acqua. I carreri costruivano i sostegni sui quali fissare le bocche da fuoco per muoverle e trasportarle all'occorrenza. I tageri fabbricavano le pulegge o carrucole, attrezzi indispensabili per manovrare senza fatica le funi. I tornidori foggiavano componenti in legno con l'uso del tornio. Gli intaggiatori erano invece specializzati nell'intaglio del legno come nell'incisione su metallo e curavano la decorazione della nave. Ecco uno degli ultimi intaggiatori alle prese con la decorazione di una gondola. Per tradizione, la scelta dei motivi che abbelliscono il trasto di prua spetta al gondoliere. I boteri costruivano le botti assemblando le doghe. Le doghe erano sottoposte a stagionatura per un periodo da 1 a 4 anni. Nelle botti venivano sistemati non solo gli alimenti e le bevande, ma qualsiasi tipo di merce, perfino il vetro di Murano. I marangoni si occupavano della rifinitura delle opere in legno sottile. I costruttori di coffe. Con l'avvento delle navi vascello inizia la produzione delle coffe, piattaforme poste alla sommità degli alberi come punto d'avvistamento. I calafati.
La calafatura serviva a rendere stagna la giunzione fra le tavole in legno dello scafo. Era un'attività importantissima e richiedeva estrema perizia. Gli scafi veneziani venivano volutamente realizzati con ampi spazi di interconnessione fra le tavole per rendere più elastiche le imbarcazioni. A pochi metri dall'arsenale svolge ancora la propria attività la società di mutuo soccorso fra carpentieri e calafati, fondata nel 1867. Seguendo tecniche e gesti tramandati da secoli, qui si fanno ancora i lavori di calafatura con l'ausilio di stoppa e catrame. Ma l'operatività dell'arsenale richiedeva le competenze di altri mestieri non legati al legno. I fravi e i fonditori si occupavano di tutte le parti in metallo. Inoltre, con l'avvento delle armi da fuoco fu sempre più importante affinare i metodi di fusione e di forgiatura. All'interno dell'arsenale, nel cosiddetto Giardino del Ferro, si conservavano cannoni, bombarde, fucili e polvere da sparo. I mestieri dei filacanevi e dei corderi. Al tempo, come ancora oggi, le corde migliori erano fabbricate con la canapa. Si preparavano gomene, cavi, scotte, ma anche produzione più minuta come spaghi, corde, reti e funi. Anche tutto il velame era realizzato in canapa da levelere. L'arte della filatura della canapa era diffusissima per la preparazione dei tessuti. In città funzionavano numerose botteghe e molta della manodopera occupata era femminile. Per Venezia, l'importanza di questo materiale è paragonabile a quella del legno. La coltivazione e l'approvvigionamento della fibra avveniva sotto un rigido controllo dello Stato, che ne organizzava l'importazione dalle foci del fiume Tanai, oggi Don. Successivamente fu incentivata la coltivazione nei territori della Serenissima. La canapa era lavorata nella casa del canevo o corderie della tana. Grazie alla mappa del Maffioletti entriamo all'interno dell'edificio delle corderie. Riconosciamo presso le balle di canapa accatastate i fasci di fibra grezza in attesa di essere lavorati, le ruote per la torcitura e i rotoli di cordame finito. Il fabbricato è lungo 316 metri, per permettere la fabbricazione di gomene senza giunture. Alle maestranze che abbiamo citato si aggiungevano centinaia di facchini o bastasi e numerosi mureri, muratori. I forneri. Appena fuori le mura dell'arsenale, affacciati sull'antico porto della città, troviamo il forno e i granai
a servizio delle navi in partenza. In questo massiccio edificio, il Museo Navale, la Repubblica immagazzinava il grano necessario per fornire i suoi equipaggi di un alimento nutriente e soprattutto a lunga conservazione, il pan biscotto, il pane cotto 2 volte. Oggi il patrimonio di conoscenze dell'Arsenale sopravvive nei corsi di cantieristica navale tenuti dall'Istituto Professionale Giorgio Cini di Venezia. Grazie all'insegnamento di un maestro d'ascia, gli allievi apprendono le tecniche costruttive relative alle imbarcazioni in legno. Dove un tempo ribolliva la tenace pece, come Dante ci racconta nelle sue terzine, e nei luoghi in cui il legno e la canapa erano modellati da mani sapienti, oggi abbiamo tentato di ricostruire, come in un canovaccio, lo scenario di un imperdibile testo sommerso, che è stato luogo vitale della storia e della memoria di Venezia. Nell'Arsenale della Serenissima, dove si svolgeva la vita quotidiana di una fabbrica immensa, testimonianza dello stupefacente sapere che Venezia ha saputo conquistare nel rapporto con il mare, oggi si concentrano interessi particolari che inducono al suo smembramento, allontanando la possibilità di una sua tanto attesa rinascita.